E per il Napoli è arrivato il nuovo acquisto a San Paolo, Fernando Llorente, Fernando Llorente. Buonasera a tutti amici, da Napoli l'87 e Forza Napoles. Allora, parliamo del nuovo acquisto del Napoli. Entro stasera, entro domani massimo, Llorente sarà ufficializzato dal Napoli, sarà il nuovo attaccante del Napoli. Fernando Llorente, che ha l'accordo raggiunto con il club partenopeo, con il nostro Napoli, che firmerà un biennale da 2 milioni e 7 a stagione. 2 milioni,7 per 2 anni per Fernando Llorente, 36enne, ex attaccante del Tottenham, svincolato. Il Napoli così si prende anche l'attaccante che serviva, un vice Milik, perché sappiamo era difficile arrivare ad Icardi che alla fine non è voluto venire a Napoli, allora è meglio che se sta a casa, se non vuole venire, se di sua volontà non vuole il Napoli, allora pure noi non volimmo is. Se lui voleva il Napoli doveva accettare subito, se da sta là a pensare sì o no, e che facciamo noi? Le statuine, facciamo per is? No, sta a casa, e piamoci a Fernando Llorente, anche se è 36enne, a me non è che mi fa impazzire, però può darci una mano, può far rifiatare gli attaccanti. Come abbiamo visto non abbiamo solo Milik, che è una punta d'aria come quella che arriverà Llorente. Ci abbiamo anche Mertens e Lozano, due di movimento, i due piccoletti che corrono e saltano gli uomini. Per questo staremo a posto il reparto come attaccanti, anche come esterni, perché sappiamo Lozano e Mertens sono duttili, possono fare la punta e possono fare l'esterno. E Milik e Llorente le due punte. Saremo a posto come reparto offensivo, proprio a posto. Secondo me ci mancherebbe qualcosina in difesa per andare a sostituire i due centrali. Ma parliamo di Fernando Llorente, che così sembra un giocatore del Napoli. Come ho detto, entro stasera o domani arriverà l'ufficialità. Llorente che ha giocato non tantissimo con il Tottenham, però quelle poche partite che ha fatto si è reso utile, ha fatto gol, ha fatto vincere il Tottenham. Niente male, diciamo un giocatore d'esperienza, lo sappiamo perché ha girato tantissime squadre, è stato un prezzemolo un po', perché girando tante squadre non è mai buono. Però in ogni squadra che è stato qualcosina di buono ha lasciato, diciamo nel Tottenham nelle semifinali, ha dato anche il suo contributo per andare in finale, come nei quarti di finale, cioè quando lo butti dentro il suo lo fa, dà una mano, è un attaccante molto bravo a far salire la squadra, a tenere palla di fisicità, fa salire la squadra e poi magari la butta all'esterno che poi va a chiudere lui per far gol di testa oppure al volo. È un bravissimo giocatore su questo, a tenere palla ed è bravo a segnare a volo e di colpi di testa. Poi sappiamo non è un giocatore che sa saltare l'uomo, non è nella sua caratteristica il saltare l'uomo, è molto bravo nel proteggere il pallone. Ma a noi ci servono anche dei giocatori del genere, perché avendo già Milik, che magari lui è un attaccante un pochino più di movimento rispetto a Llorente. Llorente è un attaccante che resta lì in area e aspetta il pallone. Ogni tanto si scende un pochino fuori dall'area appunto per proteggere il pallone e far partire gli esterni e portarsi via magari due, tre difensori per poi far gol agli esterni proprio. Sicché ci servono anche attaccanti del genere, oltre a Mertens, come ho detto, e Lozano, che sono di movimento, che sanno saltare l'uomo e ti fanno gol. Saremo proprio a posto, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ovviamente sarebbe venuto Icardi, secondo me avremmo fatto quel salto di qualità in più. Ma Llorente non ci sputa un gol, perché se arriva Llorente e poi prendiamo pure Ames, stiamo a posto. Preferisco così Llorente e Ames che Icardi. Ovviamente Icardi sarebbe stato il top, ma accontentiamoci perché il Napoli veramente ha fatto dei grandi acquisti fino ad ora. Manolas e Lozano, che sono due top a mio avviso. Lozano vabbè, dovrà dimostrarlo, ma ha ottime prospettive, ha ottime diciamo qualità e caratteristiche per poterlo dimostrare anche in Italia, come l'ha fatto Mertens con la maglia del PSV Eindhoven.
Questo è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'acquisto di Llorente nel nostro Napoli, se vi piace o aveste preferito un altro attaccante che attualmente a giro sono difficili da trovare e secondo me Llorente non è male, cioè prendendolo a parametro zero è un grande, cioè un ottimo acquisto, non un grandissimo ma un ottimo acquisto. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciatemi tanti like se vi è piaciuto il video, ovvio, e iscrivetevi soprattutto al canale di Napoliello87 e il Ciucciarello. Buona serata a tutti da Napoliello87 e Forza Naples!